mondo, io devo stare zitto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono Cinzia, oggi in compagnia del mio amico Andrea. Ciao a tutti. Siamo in diretta dal campo di Pettorazza. Dai scarsi. C'è qui con noi anche il mitico Biagio, come ogni domenica. Sempre che c'è, sempre. E che Pettorazza. Abbiamo la foto di Rito. Diamo uno sguardo alla classifica. No, bene. Al primo posto c'è l'Arianese, ormai un po' lontana, ma non si sa mai perché una delle partite interessanti di oggi è proprio Arianese-Portoviro, che è secondo in classifica. Noi siamo terzi, e poi c'è il Cavarzare, Porto Tolle, Badia Polesine e poi l'altra metà classifica. Come dicevo, oggi le partite interessanti sono quelle dell'Arianese contro il Portoviro e direi basta. Il confronto fra le due squadre è abbastanza ovvio e scontato, insomma, noi siamo terzi, Pettorazza è al primo posto, quindi non lo commento, commentatelo Sei pronto, Biagio? voi, insomma, Pronto per fare il tifo. i dati parlano Zucchero o chiaro. non zucchero, Valentino? Con zucchero, ecco qua. Niente caffè? Ah, ok. Va buono. Noi allora. ci possiamo spostare al coperto? Boh. Andrea, cosa dici? Ci spostiamo al coperto? Proviamo a vedere da là. Oh, sì, più che altro c'è la rete. Il campo è... Ah, andiamo là. Sei lì? Va bene. L'altro sulle spalle? L'altro sulle spalle? Bello, ma 0-0 io non voglio. Nel campo bellissimo. I ragazzi stanno per scendere in campo. Ah, dai. L'arbitro mi ricorda... Qualcosa, vero? Come ho fatto? Auguri. È vero, è vero. E tiro ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Simo! Ciao Dorina! Ciao! Ciao! Funziona. Simo, c'è una sedia se vuoi. Quei ragazzi sono in campo. Dai, dai. Siamo io e Andrea. A meno che i ragazzi non vogliano. Aiuto! Dopo mi dici. Infatti ero convinta anch'io. Boh. Vabbè. Allora, formazione in campo. Abbiamo Luca Mancini in porta,
In difesa abbiamo Edoardo, centrale insieme a Tommaso, e abbiamo Cliff, difesa 3, Arbitro 7. l'ho visto. Difesa 3 anche oggi, si parte così. Poi abbiamo Gabriele, Eric, Angelo, Matteo, Filippo, Chris e Alessio. Andrea, parla, ti prego. Sì, sì. I ragazzi sono in attacco, dai. Mi sembra il Pettorazza, così a vederli mi sembrano giovani. Sì, sì, Sembrano sì, mediamente giovani. più piccoli. Che sembrano anche più piccoli come stazza fisica. Mm. Il campo sembra, insomma, dai, in decenti condizioni. Perlomeno non ci sono pozze in giro per il campo. Mm. Eccoli che stanno avanzando. Ecco, Ecco il mago. Alessio. Rimessa per noi. No, perché martedì ha avuto sta cosa. Siamo arrivati a casa alle 7 passate. Da Adria, poi col traffico. Eccoci. Primo tiro in porta. Parato semplicemente dal portiere. Urca. Fallo. Ha preso una botta sul collo, è caduto male. Sì, è cascato con la testa, sbattendo la testa. Uno scontro fortuito di gioco. Dai, numero 7. È un attimo che si riprende perché è un po' intontito. Sì. Sì, si vede che le faccettine ancora giovani. Sì, ma infatti sembrano più 2008 che 2007. No, infatti, guarda, anche il 4, sono piccolino. Dai, Eric. Dai Eric. Ecco Vai il mago. Alessio. Vai Il Alessio. mago tira. Devi tirare prima. Madonna santa. Siamo al limite. Ricordiamoci che abbiamo 2 piedi. Ma Gabriele col 2. È Renato. Perché ho l'altezza talmente... Rimessa da fondo campo per il Se Pettorazzo. vuoi Simo ha un'altra copertina, Guarda, prenditela lì dentro. Hai detto che c'era caldo. No, Gabri sbaglia. Oggi il tempo è nebbioso, umido, non c'è freddissimo ma c'è umidità. Gabriele. Matteo, Alessio. Alessio. Bravo. Sì! Abbiamo fatto il primo gol. Chris, mi dicono dalla regia. Ah, mancava il nonno mago. C'è anche la sedia. Sono trovati parenti. Buongiorno. Buongiorno. Se vuole c'è anche la sedia. Vado in tribuna. È tutto bagnato. Che è bagnato. Più caldo va. Ah, sì, sì. Dai Cliff. Angelo. Edo. Dai Tommy. Colpito un ragazzo.
Era meglio se coltiva l'arbitro. Bravo, Cliff. Bravo Cliff, deciso. Bravo, bello stop. Bravo, Lo vedo ispirato oggi, Matteo. bravo. E Gabri! Gabriele che avanza. No, peccato. Ah, Stavano costruendo una bella azione interrotta. schema confusione. L'allenatore del Pettorazza non è molto contento del gioco. Fallo a favore del Pettorazza. Colpito Giatti. Sì, 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 sì. Sì, sì, addirittura. Addirittura mi ha detto addirittura non si preoccupi. No, veramente non ero preoccupata. Bel lancio in avanti. Intercettato dalla difesa. Bello, Bello, vai Pippo. bello. 2-0. Oh, non ho ancora, aspetta. Devo aggiornare. Gol di tutti i Giatti. Hai giocato Jacopo, Andrea? No, ma non lo fanno giocare con la Juniores. Lo convocano come secondo portiere perché se si fa male hanno vinto 2-1. Hanno vinto? Sì, sì, 2-1. Sono stati bravi ieri col Grignano, che era indietro di 3 punti da loro il Grignano. Hanno giocato bene? Sì, sì, hanno giocato meglio delle altre volte. Adesso domenica prossima giocano col Baricetta che è la squadra che è prima, il sabato. Perché mi ricordo il 2006 che c'erano le Baricette l'anno scorso. Sono erano forti. forti. Infatti partitona sabato. Sì. Ho aggiornato il risultato. Allora, primo Chris e secondo Giatti. Aspetta, vediamo se riesco a mettere il... No, viaggio, eh? Rimesso. Luca esci. Uscita di Luca. Di Luca. Ti pareva grande, Adesso la palla a Tommaso. uno di Peter e uno di Marini. No? No, Giatti. Giatti? Sì, sì, Giatti, Bravo. Giatti, Chris e Giatti. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ok. No, peccato. Sì. Porca miseria, dai, dai Angelo. Meglio che non è proprio chiaro. Gli altri non ancora visto, salvo, non hanno voglia. Oh, non c'è nessuno che aggiorna. L'importante è che la resa... L'Arianese cosa sta Dovrebbe facendo? anche pareggiare. Ah, tutto zero. Beh, dipende anche, bisogna vedere anche se stanno aggiornando i risultati. Siamo a meno uno, siamo qua, no, siamo a un punto sotto. C'è la neve già? Nevischiato. Ecco Filippo sulla destra che avanza. E corre col suo scatto felino. Ah. Calcio d'angolo, peccato. Angolo Champ, vai. Angolo. Adesso avanza Champ per il colpo di testa. Anzi no, Champ non gioca. Torniamo, ci scaldiamo con il brodino. E quell'altra dov'è? A casa? Ai campi tu? Calcio d'angolo. Oggi Madonna. ci freddo. Come salta. Tira Tommaso. Ha visto il abito Agnano.
Mamma signore, che adesso siamo scoperti. Bravo Cliff! Aia, no. Piano, Edo, piano. Sì. Ecco il nonno Goldin, organizzatissimo, cioè mitico. Io ho il giorno oggi. Vai, avanza. Vai Eric, avanza. Lancio per Alessio. Vai Ale. Peccato, l'idea era buona. Sì. Per fortuna che oggi è Andrea che fa il commento tecnico, perché se no mi dicono sempre su. Ma insomma. No. Attento Cliff. Bravo. Bravissimo. Tommaso. Giatti. Lunedì anche lui ha fatto un po' che visita, ha visto Trascolosi, è risultato l'11 domani. Ah, madonna. Fallo laterale per il pettorazza. Io domani ho risultati di matto invece. Che tutto sommato mi ha fatto comodo per Recuperiamo stare a casa Paola. sta settimana, perché non sapendo ancora. Siamo un po' riparate da... Palla Edoardo che avanza. Angelo, Eric. Vai Eric. Dai, Tira Eric. Ah, peccato. Aveva fatto una bella azione Eric sulla sinistra. Poi il tiro non è stato all'altezza. Sì? No, ma l'ho visto. Forse là con Valentino, io di là. Anch'io la chiedo. No, perché stavo guardando di altri. Bravo Gabri. Una volta si andava nelle partite con i pantaloncini, un file. Angelo la mette in mezzo. Calcio d'angolo. Angolo. In teoria noi due. Volete? Vi Ma se passiamo la volete palla, noi vi passiamo. Dai! Signori, buongiorno. Buongiorno signori. Oh. Mi ha volato via il gommino qua. È perso? Questa cosa qua che ricopre il microfono. Peluche? Sì. Ma chissà dove? No, ce l'avevi prima, quando mi hai detto dobbiamo fare la diretta io e Andrea. Dove è finito? Passiamo il commento tecnico a due colonne della squadra che sono un attimo infortunati ma ritorneranno più forti di prima. Porcalo. No, infatti. Tutto teso. Intanto questo, Matte, poi ti prendo il gommino perché... Dove? Ecco. Ecco lì, bravo. Il pettorazzo prova a uscire in possesso palla. Lancio lungo. Adesso la mette giù. Palla recuperata. Attenzione, anticipo del set del pettorazzo. Prova a partire. Lancio lungo per lancia. Esce Luca. Mancine esce. Lancio. Vede Cristian che parte, viene anticipato dal centrale. Lancio per il 9. Bravo, Chiuso dai. da Esci. Occasione Porta. fermata da Goldini. Oggi, dalla di qua. Esce bene Edoardo per Mago. Fascia.
Scarica per Angelo. Che cronaca. Per Gold. Lancio per Giatti. Non va a buon fine. Perché se va al semaforo non ci arriva. Non c'è lungo. Però recuperata da Eric. Sì, Prova a partire. Parte. Palla per Christian, potrebbe arrivarci in velocità. Ci arriva, la copre. Buttato giù, fallo. Fallo per noi? Cioè, Ah beh. calcio di punizione che verrà battuto da Eric Tomasello. Cross a rimorchio per Piccolo, segna un gol, capolavoro. Madonna. Non è che visto che è Gol annullato. L'hanno annullato. C'è essere fuori gioco. Ah, non aveva fischiato. No, non ha Gol fischiato. capolavoro di Piccolo che al volo là va a buttare nel set. Attenzione, prova di schema. Adesso è Giatti che non ci arriva. Prova a gestire il possesso Dusan. Prova a partire Edo. Lo scarica. Christian potrebbe provare la conclusione! No. Tiro che termina di poco sul fondo. Calciato di punta. Ci stava, si era allungato un po' la palla. Christian Wizzo Peter. Peter che pressa subito, attenzione, per recuperare palla. Recupera. Ci riesce. Potrei puntarlo. Passaggio per il mago. Se ne va. Tiro murato. C'è il muro di roccia. Dai che sono tutti lì. Eric se ne va via benissimo. Sono tutti chiusi, dai. Tutti. Eric di solito ha un 7. Godin attacca la palla pressato. Protegge col fisico. La lascio uscire. Vai raga, subito su. L'ho messa per destra. Prova il lancio per Giatti. Buonissimo lancio. Buonissima. Prova lo scavetto un po' corto. C'è- Sempre Christian. Oh, non si intende. lo mandano fuori. Tira in porta. Esatto, egli un po'. È venuto poi con Ho messo un po'. Se ne Giatti prova la conclusione. Non pericolosa per il portiere. Perché volete presto? Dai, no? No, non l'ho visto questo mattino, ho detto, ma cosa no? Dite a fare i commenti tecnici. Ciao Burger, vieni a fare il commentatore. Ciao Burger. Da posto? Sì. Se ne Angelo recupera la palla. Rimessa laterale. Vieni qua a non trovare la cosa. Ha segnato Christian. Sì, ho visto. Ma c'è Dusan con la terzina? Sì. Dai, Edo che tua. Palla recuperata da Edo. Esce bene. Tagliala. Bravo. 1-2 con Piccolo. Tiro! Bene, dai. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. È angolo, Alla piace che recuperare la via. Batti l'angolo. Hai visto il gol annullato a Piccolo? Sono appena arrivato. Chi ha fatto ripetere la punizione? Ah, l'aveva messa al volo nell'angolino. Al volo? Sì.
Sì, guarda. Battuto. Oh! La mano. No. Prova l'acrobazia che non viene. Prova a partire, puntare velocità, ma c'è Andre. Porta Se bene la fuori. lunga fuori in 7. Cos'è che c'è il fallo? Oh, ma c'è fischia delle Alla pulizie. fine è fallo per il Pettorazzo. Lo stava rincorrendo. È fallo. Ecco qua! È lui o non è lui? Ma sembra Oilund questo qua. È lui. Mago protegge palla a centrocampo, prova a lanciare, un giallo. Controllarla, prova a passarla per piccolo che è largo. L'Arianese vince. Vabbè, no, contro il Porto Viro. Edo di nuovo. Ma chissà che giochino bene Viselli là. La lancia di esterno per Christian. Oh, che skill ha fatto? Oh! Rigore, dire! Come no? Gli era Tanto che partito sembrava rigore. il brasiliano che era lui. Madonna, dai. Cristian che sembra informissima oggi. Giro palla per il Pettorazzo. Ma Christian recupera di nuovo palla. Attenzione, Mago. Se ne va, però a Vanno a conclusione. scattare Murata. tutti, ma non riesce a concludere. Comunque sembra ce l'abbia con noi sto arbitro. Bravi che siete. Però non prendere il palo, Ho preso i due massietti. Rimessa che sarà da ripetere. Che freddo. Rimessa per il Pettorazzo. Ecco chi è che modifica i risultati, abbiamo capito. Rimessa sempre per il Pettorazzo. Giro palla. Pressione Union River. Riescono a recuperarla. Palla a Edo. 1-2. Passaggio lungo per Giatti. Palla per Giatti. Carico per Goldin. Bellissima parata del portiere. Angelo per Christian. Christian. Però a conclusione Murata. Ah, ma hanno fatto una bella azione. Bravi ragazzi, dai. L'Alto Polesine vince contro Cavarzolo. Borsea 1-0 col Grignano. Sì, sì, ho visto. Veramente ti ha chiesto da dove. Mago la protegge bene. Fallo in favore dell'Union River. punizione verrà battuta da Eric probabilmente. Come fai i passi? Abbiamo Goldin che prova l'inserimento. Maghini che la Ottimo colpo di spizza. testa mancato purtroppo. Sarà di nuovo angolo. Sì. Che angolo, Edo? Stai lì. Di nuovo angolo Sembra per Sale l'Union Makers, River. adattato alla a terzino.
La panacea topparo, coltellabile. Eric. Batte l'angolo. Mezzo per Goldin che non ci arriva. Angelo prova a sinistra. Però. Bisognerebbe tirarli sul più fondo. tesi i calci d'angolo. Magari. Eric intercetta Palla il recuperata lancio. da Eric. C'è Maghini. Mago. Prova a centrarsi. Cade in area. Sarà Calcio calcio di di rigore per rigore. non arriva. Sì. Ecco. Alessio Lo Maghini batte- si incaricherà della battuta di questo rigore. Lo batte Maghini. Parte Alessio. Fatto. Piazza il portiere. Contro Calcio di rigore segna il gol. perfetto. 3-0. Cos'è l'ottavo, no? In campionato? Sì, può essere. Ottavo mi sembra. No, il gol di Marco. Dovrebbe essere il nono, credo. Ottavo no. Riprende col possesso palla del Pettorazzi. No. Eric. Attenzione, protegge palla. Prova a lanciare Cristian. Passaggio intercettato. Gol di bellissimo anticipo. Sarebbero 4 ma siamo a 3. Bravo Gabri. Sì. Bravo Gabri. Usano li Vai, scarda Gabri! tutti. Gabri esce benissimo con la palla al piede. Maghini la protegge. Prova No, infiltrante per gol. per Dusan. Prova la conclusione. Parata dal portiere, sarà angolo. Un altro calcio d'angolo. Sempre battuto da Eric. Destro prova l'inserimento silenzioso dalle spalle della difesa. Palla troppo poco tesa. Pressato da 2. Prova a dar fastidio. Cristian recupera la palla. Passaggiati. Va l'apertura per Angelo. E di nuovo. Di nuovo palla per l'Union River. Tiro murato. Eric. Attenzione. Si incappa. Contropiede fermato. Si ricomincia dal basso. Allargano il Palla gioco. per Clifford. Passaggio un po' rischioso. Carica per Goldin. Di nuovo per Goldin. Vieni. Cliff. Tua fascia. Per andare via, palla recuperata. Cross in mezzo. Non c'è nessuno. E Luca riprende palla. Luca che con la sua esperienza riesce a tornare in area e recuperare la palla. Giatti. Lancio Un lancio lungo per per Mago. Maghini. Ci arriva, viene E- steso. Ultimo uomo, potrebbe Quasi arrivare il rosso. Cartellino rosso. L'arbitro sta il cartellino giallo. Per il difensore del Pettorazzi. Non lo so, era arancione. Più che Secondo me era altro. rosso, Sì. Ultimo uomo. Metà perché Involato comunque, verso la porta. sì, comunque era ultimo uomo, però non l'ha falciato da dietro, quindi batterà Goldin probabilmente. Ah no, più da mancino, quindi forse Eric o piccolo. Adesso prova Edo. Sì, Piva, sto facendo il telecronista, se lo vuoi sapere. Dai Edoardo, mettila in porta.
Posizione che stuzzica Edoardo Goldin. Se il tiro è buono, l'importante è attaccare. Ma sì, ma fa bene a tirare in porta. Goldin La conclusione è deviata. deviata. Non l'aveva presa tanto bene però. Aveva provato il tocco sotto. Calcio d'angolo battuto un po'. Conclusione in area di rigore, Angelo che prova il tiro. Respinto dal portiere, respinto una seconda volta. Madonna. Giatti che prova la conclusione, ma termina sul fondo. Il tiro un po' sulla luna. Palla fuori, uscita. No, mi sa 4-3-3. Con Maghini centrale e Christian e Giatti esterni. Sì, può essere. Sì, è 4-4-3. Cioè 4-3-3. Ma chi è mediano, Angelo? Sì, mi sa di sì. Sì, strano comunque. Che oggi sia andata. Poi Alessio. Adesso porta palla. Non si fa vedere nessuno. Torna indietro, la scarica per Clifford. Scarica. Eric esce bene in mezzo a due. Di nuovo indietro. Mago che scende e si fa vedere. Passaggio un po' rischioso, infatti pettorato. intercettato. Provano a salire con le pettorazze, Per ma recupero da parte di Matteo. vengono fermati. Eric sbaglia lo stop. Sì, sto. Aiuto. Giatti prova il contropiede. Porta palla, attenzione, supera uno, ne supera due. Allarga La per passa piccolo. piccolo. Difensore interviene e la Perso il butta in tempo. angolo. Di nuovo calcio d'angolo. Battuto da Angelo, Bella, attenzione. no. Troppo sul Un po' portiere. troppo sul portiere. Prova subito l'apertura in fascia per il set. Con Erika che ne insegue. Brava Rick. Ma poi... Proteggono! Destro costruisce. E l'Artoporesine vince 2-0 contro il Travaglio. Di nuovo giro palla sempre. Buono. Perché è una giornata buona. Palla out. Nel frattempo l'Arianese e il Portoviro pareggiano 1-1. 1-1. Ci è arrivata la comunicazione dall'altro campo. Dal Giatti che tecnico. punta all'uomo, attenzione, lo supera Giatti. C'è però la conclusione? Trovo sul Non portiere. potente, non impensierisce il portiere.
Matteo che gestisce perfettamente la palla a centrocampo. Scambio tra Dusan e Giatti. Contatto un po' sospetto. Palla recuperata. Triangolazione. Cambia di qua. C'è l'uomo libero qua, Eric. Pressato con l'uomo dietro però. Da Eric, terzare, pressato Sì, un subito da due pappino. uomini. si allargano. Parte a sinistra. Fascia. Cerca Maghini. Dalla in Tiene. fascia. Mai in Viene mezzo. intercettato Anticipato. Maghini. Goldin. Ah, vado, tieni Protegge bene la palla. Angelo la recupera. Di nuovo palla Stai duro, Cliff. stai duro. Eric. Per Cristian. Prova lo scambio. Bravo Cristian. Cristian lotta. Ho fatto un sandwich. Uomo per Goldin. Ok. Comincia dal portiere. Ripartono dal basso. Destro. Fallo scaldare il portiere un pochino. È una tecnica, dici? Maghini prova a gestire palla. Riesce a tenerla. Mago riesce a tenerla anche per terra. Palla per Angelo. Eric. Eric. Vede Clifford partire in fascia. Tre partite Scatta sulla fascia. È recuperato. Viene fermato purtroppo. Però già ti recupera. Giocatori che ogni tanto scivolano, anche dovuto dal campo. Un po' fangoso. Pico nel frattempo punta In all'uomo. mezzo. Passaggio un po' alto per scivola. Eric che appunto scivola. Chiara occasione. Peccato. Vedo che chiude benissimo il tentativo di andarsene dell'attaccante. Ora lì. Sì, no, domenica prossima andiamo a mangiare un po' di amici. Per Eric. Però scorre l'avversario, lancia Christian Lancio per Cristian. che ci arriva. Ci arriva. È rischiata. Eri in corsa, dai. Va. Pressione. Pettorazza che fa fatica a uscire. Pressing alto dell'Union River. Cliff. Clifford che chiude molto bene l'ala del Pettorazza. Rimessa per il Pettorazza sempre. Sbagliano lo stop ed è cambio rimessa. Mago trattenuto, sarà fallo in favore dell'Union River. Eric che si incaricherà di anche questa battuta. Vuole far gol. Dai John. Punizione battuta. Che punizione. Il piccolo, la spizza, Giatti. Palla per il preso dal portiere. Savattà. Lancio lungo per la prima punta che però scivola. Destro. Riparte dal Carico portiere. per Luca. Meno 7. 5. Però se perdono andiamo a meno 4. Cosa sta facendo l'Ariano? 1-1. Destro. Era. Di nuovo Mancini. Che minchia la porto via. Magari. Così andiamo a meno 4 e poi a gennaio ci giochiamo un po' tutto. Hanno messo il mio River. Battuto da Cliff.
Eric che cerca Cristian. Eh sì, Clifford che cerca Cristian. La recupera. Clifford prova ad andarsene. Se ne va benissimo. Lancio per Uizzo. 1-2, ero lì. Passaggio non perfetto Sbaglia. di Cristian. Però lotta per provare a recuperare la palla. Oggi Cri è un toro. Non si ferma, corre su e giù per il campo. Eric che prova gioco di gambe e ottiene una rimessa laterale. Ha fatto un po' di confusione Eric. No, non più. Buttala qua. Lungolinea. Cristian che Christian. protegge benissimo la palla. No Eric. Non sbaglia lo stop. Rimessa Pettorazza. Sempre Pettorazza. Lancio per il 9. Per proteggere palla. Palla recuperata. Edoardo La che larga per cambia Dusan. tutto per Gabriele. Potrebbe partire in fascia. Passaggio per il mago che la protegge. Giotti. Palla per Pippo, ora punta all'uomo. Prova a Viene saltare chiuso. ma viene fermato. Rimessa Pettorazza sempre. Dipende come guardi il campo. Dusan. Passaggio un po' calibrato male. Questo che pressa e ottiene una rimessa. Invece no. L'arbitro fischia fallo. Qualcuno ghiacciato, non me lo sento più. Di sera ancora. Battuta punizione. Palla recuperata. Goldin Vedo sale. che avanza, porta la palla. Si stacca dalla difesa. Punta l'uomo, Punta. se ne va. Mettila. Mettila in mezzo. Scivola. Scivola. Prova comunque la conclusione murato dalla difesa. Se ne esce benissimo il 6. Potrebbe partire in contropiede. Contropiede. Lo Una lancia. lunga. Ma c'è Però Mancini. esce Luca e la prende. Chiamala, Gestisce palla per Clifford. Pressione dal Pettorazza. Se? Godo. Quelli dell'Ariano sono in 10? No. Eccola. Gol è salito. Ah vabbè. No, è lì, è lì. Si sente la pressione addosso. Gold perde la pazienza. Suo padre. Giocatore esteso. Trattenuta. Arriva il Da giallo parte per dell'11. l'11. Ammonito. infatti. Prima hanno steso Maghini e all'ultimo uomo gli ha dato giallo. Era rosso? Sì. Porta via il 10. Ma però l'Ariano ha sbagliato il rigore. Sì, ma mi sa, cioè, può essere sia stato fallo da ultimo uomo. Bisogna vedere il secondo tempo. Però essere in 10 contro l'Ariano, bella tosta. Punizione per l'Union River sempre. La batte Cliff. Probabile la gioca corta infatti. Eric. Allarga per destro. Vede Giotti. Sbaglia lo stop. Palla viene persa.
Un po' di incomprensioni nella squadra pettorazza. Angelo cerca il lancio per allargare Controlla Cliff. molto bene Clifford. Prova a Prova il partire. dribbling. Qui c'è corpo a corpo. Ora il La cross. mette. Sarà angolo. Angolo. Lo batte Angelo. No, non si... vedo che sta camminando. No, no, sta attento che c'è ancora mai il ginocchio. Non cammina bene. Aspetta, aggiorna la pagina un attimo. È la crescita. Sempre uno. Non so niente, quello posso dire. Fine primo tempo. Il primo tempo. Risultato Finito il primo tempo. 3-0 Union River, giusto? Risultato su 3-0. Sì. Non arriva. Che soddisfazione! E certo,
Come hai fatto a saperlo? Bravo Dusa! Ehi Dusan, Dusan, Dusan. Bello, bellissimo. Bellissima. Devo mettere bene la copertina. Eccoci qua, siamo ritornati. Terra. Lancio pittorazza. Cos'è? Fallo? Visto? Non lo so, non ho visto. Ah no, rimessa laterale. Prova il lancio. Luca per Edoardo. Mancini. Goldin. Cerca Alessio. Un po' di confusione fra Confusione un Alessio po' e Cristiano. centrocampo. Piccolo prova di mettere ordine. Fuori. Arriva il primo cambio. No, ecco, li ho persi. E entra Jacopo Vivoli al posto di Mancin, cambio portiere. Perché secondo per farlo Io giocare non l'avevo così? visto in panchina. Per farlo giocare così. Rimessa laterale. Cliff cerca Alessio. E la Madonna. Matteo Piccolo. Ora il passaggio per Giatti. Punta all'uomo. Prendono la palla. Pettorazzo potrebbe partire in contropiede. Clifford che Prova a battere la velocità, ma costringe se la lunga molto troppo. bene l'avversario all'errore. Cristian protegge palla e punta. L'uomo. Parte in velocità. Salta un po' troppo la palla però.
Prova il lancio. Cercare la punta. Destro. Cerca Giatti. Maghini Prova a riesce recuperare ad Maghini, arrivare a ce la prendere la fa. palla molto bene. Prova il Il tiro. portiere esce e richiude lo specchio della porta. Deviato, calcio d'angolo. Presa di testa. Veronese Portoviro gol. Chi ha segnato? Veronese. Io no. Chi è che ha segnato? Ma Dio, boh. Conclusione sul fondo. Nel frattempo ci arriva la comunicazione dai campi. L'Ariano si porta in si porta in vantaggio sul Portoviro. Sul risultato momentaneo di 2-1. Rimessa battuta un po' così. Maghini porta sulla palla. La mette in mezzo. Ma viene fermata l'azione. Prova il lancio sulla punta. Ma Goldin c'è. Non sul portiere. Destro. Cerca Giatti. Poteva vedere l'inserimento di Dusan. Per Gargiuolo. Lungo fascia. Che corre, galoppa. Poi il passaggio per Alessio. La mette in mezzo. Sbuca Giatti. Bellissimo l'intervento del portiere. La rimette. Ed è gol. Mi sembra Savio. No, Savioli, no, può essere. Chi ha segnato? Hanno segnato. L'ha annullato? No. Savioli. Cambio e Sherik. Entra Franklin. Ma sei anziana, sei vecchia, sei... Ascolta, sì. Devi 30 anni, 20, 40, e non è che i problemi... Poi a 20 anni si verrà. Andava nei campi a raccogliere gli strumenti. Cliff intercetta il passaggio. Aveva 20 anni, 30. E adesso guarda qua, poteva stare a casa o a giocare, Cerca il lancio per Giatti. Intercettato. Abbiamo perso 3. Veniamo qua e facciamo qualcosa un po' diverso, perché questi qua ci Non era uscita, però l'arbitro, visto così, danno un po' di telefono a te. rimessa per il Petterazza. Aspetta la sorella. Tutti gli anni, Franklin la intercetta. ma è vestita, ma
po' di confusione, rimessa per Union River. Si sta meglio in piedi che seduti. Si sta meglio in piedi che seduti addirittura. Il riscaldamento di gioco. Dov'è? Fermo. Franklin sbaglia lo stop. Dusan sbaglia il passaggio per Matteo. Matteo cerca Alessio. Franklin lancia per Savio. Il direttore fischia il fuorigioco. Però proprio il corso vuol dire che si è fatto quello del popolo, ha fatto il corso del popolo. Corso Garibaldi. Corso Garibaldi. È più corto, poi mi dormi meno. Angelo intercetta Mago. Per passaggio per Giotti. Chiuso dal difensore. Senza fallo l'intervento. Dusan pressa bene, recupera palla. La perde. Può ripartire. Ma recupera benissimo. Recupera il pallone. Dai, oh. Si allarga per Savio. Sì, vuol dire che ha Destro, potrebbe partire. Tommaso, parte. Passaggio per Giotti. Viene steso in area. L'arbitro dice che non c'è fallo. Però la palla capita sui piedi di Tommaso destro, che è davanti al portiere, non sbaglia. Gol di destro. questi tre ragazzi potete entrare in campo? Magari. Dai, facciamo non entrare ancora. Ecco, è lui quello. Lo scambio immagino. No, è lui. No, è John. Quello. È John. È quello con nelle gambe. Cambiare 5, non niente. Andati. Arrivo. Non lo fa più parlare, Chi lo vuole? Andrea. Saluta il pubblico. Passo la parola a un altro collega. Andrea, c'è ritornata telecronaca all'improvviso. c'è ritornata la palla. Ne approfitto per salutare degli ascoltatori speciali dalla Toscana. Saluti anche ai toscani Esatto. che ci seguono. E grazie per il supporto. Periodo Fiorentina in qualcosetta. Dopo glielo chiedo. Firenze. Anche da Chioggia. Anche da Chioggia? Chi ci segue da Chioggia? Biagio? La Mirna. La Mirna, la Chioggia. Però è qua oggi la Mirna. L'ennesimo calcio d'angolo, peccato. Non esce. Dai Edoardo.
Sai Tira che ci Edoardo, prova. dai, bravo! Bello, Porca! bello, bello. Adesso il buttaviero deve fare 2. Speriamo. Deve. Notizie dagli altri campi. Porto Tolle vince 7-0, l'Arianese vince 2-1, Badia Polesine 8-0 sul Baricetta, Alto Polesine 3-0 sul Cavazzare, Vittoriese e Duomo pareggiano, Tagliolese vince 1-0 sulla Ficarolese, Borsea 2-0 sul Grignano e vabbè la nostra 5-0. Goleada. Io ho detto 21-0. Sono poi dopo? 21-0. Io ho detto 21-0. Anche 30-0. Dai, rimessa laterale per l'Union River. Noi con l'Arianese doveva finire in 7 l'Arianese, No, era questo? Madonna, è lui. No, è lui, non scherzi. È lui. No, ma fidati che... I toscani hanno cambiato i saluti. carini. Vai Pippo. Peccato. Alta. Che angolo? Calcio Senti, d'angolo, dai. Dai, Batte l'angolo. Che sei, dai. Dai che aspettiamo il numero 6. Vai Edo. Troppo ha voluto fare. Dai Savio. Perché tu Rimessa Union. Dai, Dusan. Ecco il nostro Dusan. Bello. Quella! No. Io con i scatti non devi andare a tirare. Di spalla. Il nostro Jacopo. Lancio lungo. Vai Filippo! Filippo. Non Ma no. ci credo. No, tira la bassa. Ci siamo mangiati minimo 6 gol. Mannaggia. Qual è la roba più giusta da fare, quella fare il pallonetto lì? Questi gol vanno fatti. Ecco Dusan. Bravo. Bravo, Savio. Più centrale, c'è un buco, più centrale. No, fuori. Ho preso un Lopez, Dusan. Caldo dopo, stira su. Commento, scrivo. Tommaso a centrocampo. Cliff. Si sta scaldando poi, giusto? Sì, ma è anche l'ultimo che è rimasto. Torino. E l'altro chi è? Poli. Oh, che passano giù. Ah, te dici che... Punchina. Puntina. William. Ecco Tommy. Andrea che te ridi? Non so di sdom che comunica con la pistola. Non troppo. Non era fuori. Deve alzare la bandierina lo stesso. Vabbè, dai. Sì, ho visto anche bene Aguiar in campo. La Aguiar alza lì a favore. A prescindere. Porca.
Porca buona. Una leggera scarpata, leggerissima. Punizione poco fuori il limite. Tutti. Oh, oggi si sta scaldando. Domenica si scaldava il sole. Si stavano scaldando lui e quell'altro Luisa. Però c'era il sole domenica. Vai. Praticamente si stavano scaldando al sole. Sì, sì. Punizione che la batterà Edoardo. Chi ci batte la punizione? Edo. Vai, Edo, Vai Edo. Dai, Edo. facci sognare. Eccolo. Batte Bel- Ah, di poco peccato. fuori, peccato. Che hanno un bravo portiere. Allora. Cambia gioco. Guarda come si scalda. Palla a Edoardo che lancia per Edo Poli. la lancia a Filippo. La mette in mezzo. No! De Savio. Oh, No, traversa. traversa. Attenzione, la palla è ancora lì. Tira al bersaglio, ma non faremo? riusciamo a buttarla dentro. Miseria! Bravo il portiere. Ovviamente noi comunque. genitori ci stiamo trattenendo dalle imprecazioni. E quindi devo metterla. Vai. No, sì, no, va bene. Autotraversa. Attenzione, attenzione. Sì, sì, l'ha deviata sulla Lo traversa. scriverò. O no? Sì, sì. Dopo glielo dici tu. Guarda, io ti chiedo, la da lì si sgonta. No, abbiamo un'altra cena. Un'altra cena, ok. Di mamma. Vai Franklin. Tu. Ah, botta, scontro. Beato tra i donne, no? Col top. Giusto. Vai. Filippo la mette in mezzo, ce la faremo a Porca segnare. miseria. Vai. Mano. Mano. Beh, questa l'ha vista. Però. Adesso io voglio vedere là. Era lì a 1 metro. Non guardare. Io che devo... Come sta andando ad Ariano? Adesso lo vedo io. Adesso Biagio ce lo dice. L'Ariano è scarso. No. Non si dice. No, scusate, è forte. Vince 2-1. Peccato per il Portoviro. Bello. Da un lato ci va Via. bene perché Portoviro era sopra di noi, quindi ci va bene, però dall'altro canto Tiraccio, l'Ariano tiraccio, ci stacca. tiraccio. Però continuiamo ad attaccare, dai. Dai, vabbè. 28, 9, Adesso c'è un cambio per il pettorazza. Cambio per il pettorazza. Esce il numero 11 e entra il numero 15. Il nostro portiere Jacopo lo vedo infreddolito, Annoiato. appena fuori dall'aria. Ecco Filippo che tenta un tiro
Andato alto sulla traversa. Enzo, non sai come va, sai, vieni da me. Piano. Fallo laterale per il pettorazzo. Non sento commenti dalla mia socia di telecronaca. Perché non vorrei, siccome siamo lontani, non vorrei parlarti sopra. Allora, aspetta capito? che mi avvicino. Ecco, vieni qua, Andrea. Mi avvicino alla mia socia di telecronaca. Ecco, almeno sento e riesco a rispondere. Rimessa di Cliff. Annunciate il cambio. Adesso si scalda anche Puntina È entrato Camsi? al posto Sì. di Filippo Giatti. Sì, Ah, ok. è giusto farlo. Sì, giusto, giusto. Adesso entrerà anche Luca e anche William, credo. No, Entreranno poi penso che tutti. sia già... Ah no, ancora no. Edoardo che lancia lungo, bellissimo, bello. Dai, Filippo! Vai Filippo. Dio santo. Bravo il portiere. Sì, Sì, gliel'ha tirata addosso comunque. in effetti. Forse la paravo anch'io. No, non è vero. Adesso ti stai un po' sbilanciando, Cinzia. Io non l'avrei mai imparata. Cinzia, ti stai sbilanciando. Dai Savio, sì. Peccato. Vabbè, insomma. D'altronde. Quanto manca poi, ragazzi? Un quarto d'ora più o meno? A che ora è iniziata? Alle 11 più o meno. Dovrebbe mancare circa un quarto d'ora. Alla fine continuiamo a stare nella metà campo avversaria. Appena detto, Andrea. Appena detto, hanno passato la metà campo. Perfetto. Sto zitto un attimo perché Ma è così. ho sentito la parola aia da qua. Ma che non mi rompano un'altra No, volta subito, sai, Nicolò, no. per carità, che è rientrato da poco. Ecco lo scatto, guarda lo scatto di Pasqualotto. Hop! Guarda che non mi riprende. Vai Pasqualotto! Corri un po', corri un po'. La pancia. Quanto vuoi fare? No, Nicola, poverino. Non possono rompercelo, eh. Lo spray magico sta facendo il suo effetto. Lo spray va Ci bene metteranno in quello per spray. qualsiasi tipo di infortunio. Qua dalle nostre parti sarà prosecco di sicuro. Prosecco spray. Esatto. In Toscana metteranno il Chianti. Esatto. Lancio lungo di Tommy, ma che va direttamente dal Il portiere. portiere, che si è dimostrato all'altezza perché ha fatto dei begli interventi. Sì, è stato bravo. È uno dei migliori il portiere loro. Potremmo anche decretare il miglior giocatore della partita. Ah beh, sì. Dalla Dusan. Bello, bravi. Via, ancora. Bravissimi. Vai, Matteo. L'azione si sta sviluppando. Bello di esterno. Ecco Savioli. Si è decentrato troppo, si è decentrato troppo, mannaggia, peccato. È stata una bella azione. Sarai più fortunato. Era stata una bella azione. Pettorazza effettua un altro cambio, esce il numero 4 ed entra il numero 14. Cambio. Sopra. Mamma, che casino. Attenzione. Dai, Matteo. Tira. No. Peccato, palla alta. Tiro dal limite dell'aria.
La porta è sempre quel rettangolo bianco. La porta è quel rettangolo Quell'altezza. un pochino più basso che non riusciamo a inquadrare. Esatto, bisognerebbe. Jacopo si sta annoiando sulla tre quarti campo. Jacopo si sta facendo un pisolino. Ed eccolo! Finalmente Savioli, bel gol. Anch'io non l'ho visto, stavo guardando Jacopo. No, ha fatto un bel gol. Che ha tirato mio figlio? Ciao Filippo! Ecco, Ecco. forse anche l'unico gol. Te lo puoi rivedere. Sì, Ma che brava, ha fatto gol Savioli? Sì, ha fatto gol Nicolò. Savioli ha fatto gol. Bello, bello. Ah, Ma è stato bravo, l'ha tirata bene. Assist di Giolo. Stiamo controllando i risultati delle altre squadre. Aggiorniamo i marcatori. L'Arianese prima in classifica continua a vincere contro il Portoviro seconda. Sempre 2-1 l'Arianese. Quindi doppietta di Nicolò. Per chi ci ascolta da fuori regione, l'Arianese è quella prima in classifica. Sai che se dici che sono in inferiorità numerica il Portoviro. Eccolo. Poi ritardo. Rigore per l'Union River. Veramente? Calcio di rigore. Tira Tira Dusan. Gabriele, soprannominato Dusan. L'arbitro fischia, Dusan. Spiazza il portiere, grande Dusan. Vai. 7. Guardo la telecronaca. La mamma di Dusan non ha voluto guardare a rigore e si è girata dall'altra parte. Bravo Gabri! 7. Che ha molta fiducia nel figlio. Ma no, mi agito. No, le mamme si agitano. Proprio. Allora, Dusan, provo Dusan qua. Tira una leggera brezza. Sei freschino. È entrato Poli. Sì, il 14. È uscito Cliff. Ed è uscito Cliff, sì. E puntina? Punchina si sta scaldando. Più o meno. È bello. Dai. Bravo Nicolò. Di testa. Bella triangolazione. Peccato. Sì, dai. Pettorazza che avanza. Si trova sulla... Niente. Viene ripresa palla dall'Union River che è sulla metà campo. Ecco Franklin. Dirà dare a Giolo. Peccato. Allora la riprendiamo. Bravo. Franklin. Vai. Peccato. Palla alta sulla traversa. Bravo Angelo. Porca. Questa poteva fare male. Madonna, peccato. Ma sta porta riusciamo a prenderla, a inquadrarla. Abbiamo avuto minimo 8 palle gol. Punchina. William.
mamma. Tommaso destro. Non è molto contento Gabri. Cos'è che ha detto? Non ho Che capito. sta giocando centrale adesso Gabri con Edoardo. Però quando gliel'ha detto il mister ha detto no. Diciamo che solitamente gioca in attacco. Però oggi ha giocato bene. Stiamo facendo degli esperimenti. Comunque oggi se le cavate egregiamente Dusan in un ruolo che non è il suo. Vai Angelo, vai. Porca paletta. Fuori gioco. Fuori gioco. È mia. Sì, basta, ti puoi anche sbassare che bravo. Paralisi. Vai Filippo. Dai, vai in velocità. Abbiamo i piedi un po' storti, devo dire. La calciamo sempre Pestone. alpina. Sì. Involontariamente ha dato un pestone al difensore del Pettorazza. Però Non niente ha di proprio un grave, dai. 35 secondo me di piede. Vieni a casa mia che li abitiamo vicini. No? Beh, è bello alto anche. Fisicamente è tosto. Ah beh, Camsi sì. Fisico non gli manca. Vai Filippo. Così, bravi. Bravissimo. Bello. Riesce a prenderla, fermala, non crossarla. Bravo. C'è nessuno. Peccato! Peccato. Bellissimo tiro al volo, è uscito di pochissimo. Bravo. Commento del Commento mister. tecnico da parte dell'allenatore del Pettorazza. Però, guarda. Atto capio de stare più in drio. Gatto. Gatto capio. Esatto. Anzi, gatto capio deve stare Bisognerebbe in fare la traduzione per i toscani perché non credo che abbiano capito molto. Hai capito di stare più indietro, vorrebbe dire. Oh! Eurogol. Chi? Poli? Sì, voleva crossare secondo me. No, credo Poli. Sì, voleva crossare secondo me. Però voleva crossare. 8-8. Tiro cross diciamo dai. Sì, dai. Diamogliela. Siamo 8 adesso. Quindi poi segno? Sì. Dobbiamo dargli una mazzata nel contingente. Dobbiamo dargli... Siamo come il Portotonne 8-0 su Pizzetta. Dai, Arianese, c'è Portoviro, segna. Portoviro gioca in 10. Però Satana. Stiamo commentando lo scontro Arianese-Portoviro di vertice. Sono 2-1. Sempre 2-1 per l'Arianese che è prima in classifica. Comunque sono in 10 Portoviro. Vediamo se mi arrivano aggiornamenti dal campo dell'Arianese in diretta. Li controllo io. Abbiamo un infiltrato sul campo dell'Arianese. 2-1 sempre. Ricordo che avevano il 3 forte. 2-1 sempre. 2-1 sempre. 2-1 sempre. Sì, grazie Biagio, sei. Vai Dusa. Urca. Eccolo, doppietta di Camsi. 8. No, 9. 9 sono. 9 con Allora io prima che iniziasse ho detto finisce 10-0. Tieni conto che hanno dato gol a piccolo, era giusto. E non è finita ancora. Avevo detto prima dell'inizio. Fatto 9-0. Mi dispiace un po' per i ragazzi dell'altra squadra, non deve essere semplice. Dobbiamo portare su di media gol. Sì. L'ultima volta che abbiamo fatto tanti era stato il Baricetta 13. 13, sì. La prima di campionato è stata. Siamo arrivati a 61 di gol adesso. Noi. 8-0 Sì. Ma arrivando avanti, se lo vuole. Vai Edo.
Quando parte così, Il cavallo passa. Quando parte così non lo fermano più. Dopo devi darla perché ti saltano addosso. Sì, vabbè, ma peccato. sull'8-0 ha anche ragione. Insomma. Sul 9-0. 9. Bravo. Dopo parte. Va male, Camsi. Oh, attento che è lunga È questa. appena entrata, gamma già male. Chi? Camsi. Oh, occhio. Ti fai male. Mamma Occhio che c'è il mia, muro lì poverino. vicino. Ma con Edo non si passa. Oh, il nostro No, Jacopo, Il tocca nostro la portiere palla. tocca la palla. Ha fatto una parata? O No. Prima era lì che si beveva un caffè a metà campo. No, eccolo, la fa adesso. Niente, dobbiamo stare zitti. Bravo. Uscitona di Jacopo, grande Jacopo, L'hai grande. chiamata, L'ho Rossa. chiamata. Sfruttiamo questo 1,90 m, va là. Questa è la parata che merita il biglietto. Dopo ve la riguardate. Tu l'avevi già vista la partita, vero? Ha vinto 10-0. Non sarebbe male. Ah, poverino, che male. Poi col freddo, fa ancora più male. No, non ci credo. Grande Edo. Non ci credo. Ha fatto quello della tre quarti. Bravo. Grande Edoardo. L'avevi già vista? Questa non me l'aspettavo. Ha fatto la fine. L'ha guardato. Non ha fatto quella Sì, no, è stato bravo perché l'ha guardato, l'ha visto che era leggermente avanti, gliel'ha data, non l'ha tirata forte, l'ha tirata giusta. Bravo Edoardo. Ha un bel piede, Goleada. oltre che essere bravo tecnicamente. No, se finisce così, insomma, ci prende. Non l'ho visto. Gol team. L'avevi già visto? Attento Jacopo. La maratona della Bivoli. Sì, ma ne basta una. Cioè. Gattonando. Ne basta una, non è che... Bravo Luca. Vai, Camsi, vai. Girala, Dai, girala, dai. bravo, bravissimo. Dai Camsi, dai. Troppo lunga. Troppo lunga, sì, dai. Prende la palla al portiere del Pettorazza. Si porta verso il vertice dell'area di rigore Manca poco. e rinvia lungo. I ragazzi sono entrati tutti. E bene così. Edoardo che gira la palla verso Jacopo, la stoppa. O qualcuno cerca un compagno di squadra. Bravo Filippo che si è Bravo tornato Filippo che indietro. corre a recuperare la palla. La lunga Vai, per Dusan! Dusan. Vai Dusan! Fuori, peccato. L'azione era interessante. Madonna, mi sta cadendo il telefono. Devi fare di tocca difensiva. E non è abituato a ritornare indietro. Gabriele. No, È rimasto lì in attacco. Giustamente dice, fino a ieri giocavo lì. Ah, Si avanza! Come si avanza? 62! Vabbè sì, siamo a 61 più questo. 62. bravo Jacopo. Controllo sicuro. Sono quasi dal possibile. Ragazzi, su! No, c'è un pareggio, spero. Sì, dai, meglio anch'io. Dagliela di là. Jacopo per non saperne leggere né scrivere la passa Sempre sempre a Edoardo. Dice lì vado sul sicuro. Lì vado sul sicuro. Lì sono tranquillo. Bravo. Dai. Bello. Bello, viene, dai. peccato.
Bravo, Dai. vai. Vai Nicolò, vai Nicolò! No, Luca questo. Ah, scusa, no, è Nicolò, Nicolò. hai ragione, ho sbagliato io. Non c'è problema, socia, non c'è problema. È un calo di zuccheri, Andrea. Ho bisogno di tortellini in brodo. Adesso andiamo a prenderci. Sì, è gialla, è gialla. Bravo Luca. Eccolo. Sì! Franklin! Sì, meglio. Finita! Ha fatto il gol e l'arbitro fischia alla fine. Poi spento la TV prima. Ha fatto il recupero. Stava lì il recupero. Poi 2 traverse, abbiamo fatto 13. È finita la partita, l'arbitro ha fischiato la fine. Risultato Salutiamo. finale 11-0. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti, buona domenica e ci vediamo domenica prossima. I risultati, ma mi sa che non sono ancora finite le altre partite. Dai Portovino, facci sognare sugli ultimi secondi, gli ultimi minuti. Non possiamo ancora aggiornare definitivamente le partite, quindi vi Vi salutiamo. salutiamo e io ne approfitto per salutare i miei parenti dalla Toscana. Ciao ciao! Ciao a tutti!